Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Marsala, nessun suicidio giù dal balcone. La donna di 84 anni, morta dopo 3 giorni in ospedale, è stata uccisa dalle percosse del figlio tossicodipendente che voleva estorcere altro denaro. L'uomo fermato per omicidio preterintenzionale. A Priolo Gargallo agli arresti domiciliari un uomo che per 7 anni ha insultato, picchiato, minacciato di morte per gelosia la compagna, fino a incendiarle l'auto dopo che lei aveva trovato il coraggio di lasciarlo. In corso al Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo dell'uomo di 84 anni morto a Bagheria aggredito dai cani corso. La figlia è un dolore immane. Catania, il sindaco Trantino accoglie in parte le richieste dei ristoratori contrari alla ZTL a Castellursino. In arrivo aperture notturne. La fognatura a cielo aperto sul lungomare di Catania dopo il nostro servizio, prime risposte immediate. Il sindaco Trantino sollecita Sidra che a sua volta chiede con decisione a 2 condomini di provvedere. Il Papa mi ha invitato in Vaticano. Antonio Messina, l'archeologo che ha fatto condannare per abusi sessuali Don Giuseppe Rugolo, racconta al TG Sicilia l'invito di Francesco. Il colloquio rinviato per la malattia del pontefice. Elogia la Sicilia e le meraviglie di Siracusa il Times, il più importante quotidiano britannico. Calcio, il Catania prepara la partita di Altamura, alcuni rientrano in gruppo, ma si va verso una formazione simile a quella delle ultime partite. Giorni decisivi per il futuro in casa Messina. Bentrovati. Girolamo Peraino è richiuso nel carcere di Trapani con l'accusa di omicidio premeditato. Secondo gli investigatori la madre di 84 anni è morta dopo 3 giorni in ospedale, uccisa dalle percosse del figlio tossicodipendente che voleva estorcerle ancora altro denaro. L'uomo fermato, come abbiamo detto, per omicidio preterintenzionale. Laura Spanò. Per gli inquirenti che stanno indagando, a causare la morte di Anna Peralta, 84 anni, di Marsala, sarebbe stato il figlio Girolamo Peraino, 51 anni, da ieri in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. La signora Peralta, disperata e incapace di sopportare le continue violenze e soprusi subiti da tempo dal figlio disoccupato e tossicodipendente, sempre alla ricerca di soldi per comprare la droga, nei giorni scorsi aveva infatti tentato di togliersi la vita ingerendo decine di pillole, tanto da finire in ospedale. La donna, dopo 3 giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale Paolo Borsellino di Contrada Cardilla, è morta per un avvelenamento da farmaci, ma in realtà dietro c'è una tristissima storia di maltrattamenti in famiglia. È stato infatti accertato che la signora Peralta sarebbe morta in seguito alle gravi lesioni riportate a seguito delle percosse subite dal figlio nei giorni antecedenti il ricovero. Dagli accertamenti medici è emersa infatti la presenza di un'emorragia interna provocata da lesione alla milza. Madre e figlio vivevano insieme in una casa di via Guglielmo Oberdan alla periferia di Marsala. Dopo aver interrogato Girolamo Peraino per tutto il giorno, ieri i carabinieri, coordinati da Fernando Asaro, procuratore di Marsala, e da 2 sostituti, hanno ipotizzato che il 51enne abbia picchiato l'anziana madre nei giorni precedenti il ricovero, provocando le ferite che hanno poi causato la morte. Si tratta dell'ennesimo caso di maltrattamenti e violenza domestica dove vittima e carnefice purtroppo convivono sotto lo stesso tetto, un reato che in provincia di Trapani è in forte crescita. Le indagini dei carabinieri di Marsala continuano, si dovrà anche capire se la donna aveva mai denunciato quello che stava subendo da tempo in famiglia. Uomini che odiano le donne, a Priolo Gargallo, 7 anni di convivenza con insulti, botte, minacce di morte alla compagna, fino all'incendio dell'auto della donna dopo che lei aveva trovato finalmente il coraggio di lasciarlo. Il 40enne adesso è agli arresti domiciliari. Francesco Aloi.
Le incendia l'auto dopo aver visto un post sui social che secondo lui significava l'inizio di una nuova relazione per la sua ex convivente. Ma questo è solo il culmine di una lunga scia di violenze che un quarantenne di Priolo Gargallo nel Siracusano ha fatto vivere alla sua compagna. Dal 2018 per 7 anni avevano deciso di vivere sotto lo stesso tetto, ma per la donna era diventato un incubo. Insulti, minacce di morte, scenate di gelosia e addirittura aggressioni fisiche. Così, quando la donna aveva deciso di interrompere la convivenza, ecco l'inizio dello stalking. La seguiva ovunque, tentava approcci in ogni modo, fino ad incendiare l'auto qualche settimana fa. L'appello delle forze dell'ordine è sempre lo stesso: denunciare. Ricordiamo sempre l'importanza di denunciare tempestivamente qualsiasi forma di violenza o molestia consumata tra le mura domestiche o comunque nell'ambito di una relazione affettiva, attuale o conclusa, al fine di consentire alle forze dell'ordine di intervenire celermente, mettere in sicurezza la vittima e assicurare l'autore alla giustizia. Intanto l'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio, e ai domiciliari con un braccialetto elettronico alla caviglia, costretto a restare chiuso in casa. A Palermo un operatore sociosanitario e un'infermiera sono stati picchiati la notte scorsa al pronto soccorso del Civico da un uomo ubriaco portato nell'area di emergenza dal 118. La donna è stata colpita con un pugno, l'operatore ha riportato fratture alla mano, gli agenti di polizia hanno denunciato l'aggressore. È in corso al Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Salvatore Maggiore, l'uomo di 84 anni che sarebbe morto in seguito all'aggressione dei cani corso a Bagheria. La figlia, che abbiamo raggiunto al telefono, dice è un dolore immane. Marco Gullà. C'è un rispetto, c'è un dolore, c'è una tragedia immane che io ho vissuto insieme a mio padre con mio fratello. Quindi vi chiedo rispetto per degli nipoti che stanno ancora arrivando. A parlare è Adelaide Maggiore, la figlia di Salvatore, l'uomo di 84 anni che lunedì scorso è morto presumibilmente in seguito all'aggressione di 3 cani corso a Bagheria. In questi minuti è ancora in corso l'autopsia che dovrà stabilire cosa ha provocato con esattezza la morte. Il cadavere dell'uomo era stato ritrovato dai figli e da altri parenti che erano andati a cercarlo. Quando siamo arrivati è stato come finire dentro l'inferno, ha aggiunto la figlia dell'uomo. Ci siamo chinati abbracciando quel che restava di papà e nello stesso tempo i cani ce li siamo ritrovati addosso. Abbiamo cominciato a lanciare pietre, a gridare, a difenderci come meglio potevamo. I proprietari dei cani, dopo aver parlato, dopo la tragedia, adesso hanno deciso di rimanere in silenzio. Sono ancora convinti dell'innocenza dei loro animali, ma sarà ovviamente l'autopsia a chiarire come è andata realmente. Intanto, stando ad alcune indiscrezioni raccolte, l'uomo aveva segni di difesa sulle braccia, al corpo. Inoltre, mancava un piede con una parte della tibia. Il vicino è indagato per omicidio colposo. I 3 cani sono stati portati in un canile a Sambuca di Sicilia, nell'Agrigentino. Catania, fognatura a cielo aperto sul lungomare. Dopo il nostro servizio arrivano le prime risposte immediate. Il sindaco trentino sollecita Sidra, che a sua volta chiede con decisione a 2 condomini lì vicino di provvedere e risolvere questa questione. Tonino De Mana. Non si è fatta attendere la risposta dell'amministrazione comunale di Catania e di Sidra in merito alla fognatura a cielo aperto sul viale Ruggero di Lauria. Uno scempio denunciato da un nostro servizio TG con i liquami che attraversano il marciapiede finendo dritto in un tombino all'altezza di una fermata dell'autobus. Il primo ad indignarsi era stato proprio il sindaco trentino che durante il focus mandato in onda su Telecolor aveva annunciato interventi immediati manifestando anche dispiacere per l'accaduto. Non dico quello che penso. Lo dico invece. Assolutamente no. Comunque volevo dire, Sindaco, che i servizi di Tonino De Mana pregevoli li discutiamo in riunione, quindi ci assumiamo noi la responsabilità. Direttore, non dico quello che penso nella riferita al servizio, ma ai nostri ritardi su questo discorso dello scarico. Sidra, probabilmente sollecitata dallo stesso primo cittadino, ha inviato una diffida intimando un intervento immediato di manutenzione dell'impianto di scarico condominiale per la fuoriuscita di liquami sulla sede stradale. Destinatari del provvedimento i condomini tra le vie
De Gasperi, Guerrera ed Aldebaran. Alla luce dei problemi di natura igienico-sanitaria, oltre che di sicurezza per circolazione veicolare e pedonale, si legge, si diffidano nuovamente i condomini ad intervenire con estrema urgenza e non oltre 7 giorni per la risoluzione del problema. La speranza, aggiungiamo noi, è che sia la volta buona per liberare il lungomare da questo scempio. Beh, fra una settimana noi saremo lì naturalmente, se la situazione non si è risolta lo racconteremo agli ascoltatori. Sempre a Catania ci sono altre novità perché il sindaco ha accolto in parte le richieste dei ristoratori, ricorderete che sono contrari alla ZTL alla Castellorsino. Beh, sono in arrivo aperture notturne, sentiamo ancora Tonino De Mana. Il clima alla vigilia era teso con i ristoratori di piazza Federico II di Svevia che più volte avevano sollecitato un incontro con il sindaco Trantino. Incontro che alla fine c'è stato rigorosamente a porte chiuse. Dopo un confronto durato poco più di un'ora è arrivato un primo segnale di apertura, ovvero l'apertura al traffico veicolare dalle 19 all'1 di notte fino al 20 maggio, fine settimana esclusi. Una soluzione che certo non fa fare salti di gioia ai ristoratori, ma almeno consentirà loro di proseguire nella loro attività, tenendo presente che Castellorsino sarà chiuso per 2 anni per lavori. Oggi è un giorno importante perché questa apertura, seppur parziale, darà un po' respiro senza alterare più di tanto la direzione che questa giunta vuole dare alla città. Ringraziamo l'amministrazione e il sindaco trentino per questa riapertura che c'è stata e ringraziamo anche tutto il Consiglio Comunale e il Presidente del Consiglio. Intanto è in fase di realizzazione la pista di ghiaccio che dovrebbe servire a rianimare l'area di piazza Federico II di Svevia. L'eruzione dell'Etna, la colata lavica si allarga diramandosi in diverse direzioni, ma l'intensità, dicono i vulcanologi, si è indebolita. Si teme che l'imprudente affollamento dei giorni scorsi a ridosso della colata possa riprodursi nel weekend, visto che si prevede sole e anche temperature fino a 20 gradi. Desiree Ferrito. La colata lavica sull'Etna è ancora attiva e rapida. Tecnicamente, ci dicono gli esperti dell'INGV, il quadro lavico diventa più largo e più complesso. La colata principale si è infatti diramata in diverse direzioni, a partire dal punto di emissione, dando vita così a bracci più piccoli verso diverse direzioni. Fisiologicamente le colate laviche si raffreddano dopo 4-5 km, ma se continua l'emissione alla bocca, altri bracci lavici si sovrappongono lateralmente a quelli precedenti e così appunto il campo lavico si allarga. Nonostante questo crolla il livello del tremore vulcanico e l'eruzione sembra aver perso energia. La colata principale è iniziata con l'eruzione dell'8 febbraio dopo essere avanzata lungo il fianco occidentale del vulcano in direzione sud-ovest, ha raggiunto quota 1800 metri. Un braccio un po' più piccolo e stretto, monitorato dagli esperti dell'INGV, si propaga attualmente accanto alla colata precedente, in direzione nord, diretto dentro una piccola valle. Continua anche l'attività esplosiva. Ancora forti boati si possono udire dai paesini intorno al vulcano, dove continua a piovere cenere lavica. Il maltempo di questi giorni ha scoraggiato turisti e curiosi che hanno affollato nelle scorse settimane il fronte lavico, incuranti dei pericoli, scatenando così la reazione del Codacons, che chiede una regolamentazione rigorosa per l'accesso alle aree a rischio. L'Etna non è un parco giochi, è un vulcano attivo, vanno stabilite regole e obblighi. La speranza è che l'arrivo del weekend, questa volta soleggiato, con temperature fino a 20 gradi, non sia un invito ad affollare nuovamente il vulcano. Nuove notizie sul progetto del ponte sullo Stretto. La Lega con il ministro Salvini ribadisce come i primi cantieri potrebbero aprire già in primavera quest'anno. Intanto il cavalcavia e la vicenda arriva nelle aule del Parlamento europeo a Bruxelles con un evento organizzato dal Fronte del No. Francesco Triolo. Il ministro Matteo Salvini annuncia l'avvio dei cantieri per la realizzazione del ponte sullo Stretto per la primavera, dopo che il governo avrà presentato in Consiglio dei Ministri i documenti necessari da inviare a Bruxelles per poi ottenere l'approvazione del progetto definitivo dal CIPES. Ma intanto proprio a Bruxelles arriva il no al ponte con un evento promosso da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, che si sono rivolti alla Commissione europea per capire, conoscere se sia un'opera che rispetti le norme europee. Ci sono tantissime
tutte opere che in questo momento sono prioritarie per i territori e per il Paese, a partire da 2 regioni che hanno uno stress idrico incredibile e la totale assenza di infrastrutture. PD, 5 Stelle e Verdi hanno sottolineato alla Commissione la mancanza di studi tecnici su rischi sismici, erosione costiera ed interferenze con le aree nature, di dubbi sulla sostenibilità economica del progetto. I rischi che in quello stretto esistono in termini sismici, in termini ambientali, verrebbero anch'essi messi in discussione, alla luce poi di un ponte che oggi non ha l'esigenza in termini di traffico merci che poteva avere 50 anni fa. Ma questo progetto ha in sé, diciamo, un frutto avvelenato formidabile. Disegnano i disegni di progetto una faglia definita certa, attiva e capace a 20-30 metri di distanza dalle fondamenta del pilone lato Calabria. Il Papa ha chiesto di incontrare Antonio Messina, l'archeologo che ha denunciato e fatto condannare, ricorderete, per abusi sessuali il sacerdote Giuseppe Rugolo. Il colloquio in Vaticano è stato rinviato per la malattia di Francesco. Al microfono di GR Italia la testimonianza di Messina. Un momento atteso da tanto tempo. Antonio Messina ha ricevuto una convocazione da Papa Francesco, un invito che arriva in un momento delicato per la salute del Santo Padre e proprio mentre la Santa Sede monitora la diocesi di Piazza Armerina dopo la condanna di Rugolo e il rinvio a giudizio per falsa testimonianza del vescovo del suo vicario giudiziale. Adesso il giovane archeologo che denunciò gli abusi subiti da Don Rugolo, oggi condannato in primo grado a 4 anni e mezzo, si augura che il Papa superi questo momento difficile, perché incontrarlo sarebbe un segnale importantissimo non solo per lui ma per tutte le vittime di abusi da parte del clero. È stata una grande emozione, mista incredulità, aver ricevuto la richiesta da parte del Santo Padre di essere ricevuto in udienza privata. Credo che sia un segnale importante nella richiesta di verità e di giustizia che perseguo da anni, ma non solo per me ma per quanti hanno subito violenze da parte del clero. Prego che il Papa stia meglio e possa finalmente incontrarmi, dice Antonio, che per anni ha scritto al pontefice senza mai ricevere risposta. Adesso la convocazione rappresenta una speranza di cambiamento rispetto a un contrasto evidente. Mentre il Vaticano si muove, la diocesi di Piazza Armerina rimane in silenzio. Diventa un segnale importante anche alla luce di quelli che sono invece al contrario i comportamenti che vengono assunti nei miei riguardi da parte della diocesi di Piazza Armerina e del suo vescovo, che oggi è rinviato a giudizio per falsa testimonianza. L'incontro con il Papa potrebbe rappresentare una svolta, un segnale di vicinanza alle vittime e una presa di responsabilità della Chiesa. Un articolo sulla nostra regione, in particolare sulle meraviglie di Siracusa. L'ha pubblicato qualche giorno fa il Times, che è il più importante quotidiano britannico. Per il sindaco della città è uno stimolo a fare sempre meglio, per gli albergatori un riconoscimento straordinario. Francesco Aloi. Siracusa, città più bella della Sicilia, a decretarlo il Times. Lo storico quotidiano britannico infatti ha dedicato un articolo firmato Charles Spring proprio a quello che di bello offre la città. E così, oltre alle parole, non potevano mancare immagini come queste. Una vetrina molto importante, l'ennesima conferma che la città piace. E questo determinerà sicuramente una grande attrazione degli inglesi per venire a Siracusa. La storia della città con i passaggi delle diverse dominazioni, Ortigia, il parco della Neapolis, il santuario della Madonna delle Lacrime e il seppellimento di Santa Lucia, firmato Caravaggio. È tutto quello su cui ruota l'articolo, non dimenticando uno dei punti di forza di Siracusa, la cucina. I turisti ci chiedono sempre la cassata siciliana, il cannolo di ricotta e l'arancino, che sono i nostri piatti forti. Negli ultimi anni, come scrive il Times, stanno aprendo tante nuove attività, tra ristoranti e alberghi, ma come confermano i numeri è in crescita anche il turismo. E se tutto sembra andare per il verso giusto, non deve mancare lo stimolo per fare ancora meglio. Un riconoscimento dal Times non capita tutti i giorni, tanto più che io dico sempre che dovremmo imparare a guardarci con gli occhi di chi ci guarda
dall'esterno, perché questo possa diventare uno stimolo a fare sempre di più e sempre meglio. E poi, come non notare questa frase? La Sicilia è l'Italia che hai sempre sognato. È bellissimo quello che dice il Times. E ora è il momento della nostra pausa. Tra poco per il calcio saranno poche le novità per il Catania, che domenica giocherà con l'Altamura, e a Messina è il giorno della verità. State con noi, vi diremo tutto fra poco. Il Catania in vista di Altamura ritrova la presenza in gruppo di alcuni giocatori, ma l'11 di partenza sarà con ogni probabilità molto simile a quello visto nelle ultime partite. Marco Carli. Prima del brutto pareggio con la Casertana e reduce dalla vittoria di Monopoli, Toscano aveva parlato della possibilità entro qualche settimana di ritrovare un gruppo al completo che, parole sue, chiudesse il periodo di emergenza. Stiamo parlando dei recuperi a livello fisico, piaga comunque importante del Catania di questa stagione. Primi test in gruppo ed esercizi specifici per Montalto, Stoppa e Di Gennaro. Lunetta prossimo al rientro. A riposo Anastasio, gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una lesione muscolare. All'adduttore significa circa 2 settimane. Dunque, a parte la complicazione, Anastasio ribadito quello che diceva il tecnico. Ancora non finita l'emergenza, ma ritorni importanti. Montalto, Stoppa e Di Gennaro non possono essere ancora pronti. Le alternative più evidenti restano Quaini per la difesa e Frisenna a centrocampo. Poi servirà sicuramente un Jimenez che riesca a dare manforte dietro le punte, quello che non è successo con la Casertana, dove l'ex Atalanta Under 23 è rimasto sempre sulla stessa linea, con Di Tacchio e De Rose in un 3-5-2 piuttosto rigido. In attacco tutto passa sempre da Inglese, elemento di altra categoria, vero colpo del mercato estivo catanese, ma soprattutto sempre alla ricerca del gol. In qualsiasi modo è successo anche con la Casertana, in cui è stato veramente l'unico a rendersi pericoloso. Anche nel secondo tempo asfittico che ha fatto arrabbiare tutti, lui si è salvato, sarà protagonista, c'è da giurarci, anche ad Altamura. Lunedì il derby contro il Trapani, ma a Messina sul fronte societario la situazione è difficile. Entro oggi la AD Invest dovrebbe versare la prima tranche prevista per l'acquisto del club. Intanto presa di posizione di tifosi e amministrazione comunale. Francesco Triolo. Oggi è il giorno della verità per il Messina Calcio, il giorno, meglio sarebbe, quello in cui AAD Invest, secondo l'atto sottoscritto all'inizio di gennaio davanti al notaio Silverio Magno, dovrà versare a Pietro Sciotto la prima rata prevista per l'acquisto dell'80% delle quote, 1.250.000 euro. Ma secondo quanto trapela, dopo aver mancato il pagamento degli oneri contributivi e fiscali, difficilmente questa scadenza dovrebbe essere rispettata, prendendo di fatto, oltre alla penalizzazione già scontata, una fase di incertezza sul futuro stesso del club. In caso di mancato pagamento, Sciotto potrebbe, secondo quanto scritto nel contratto, chiedere di tornare in possesso delle quote e a quel punto potrebbe cederle a qualcun altro. Sullo sfondo ci sarebbe una cordata di imprenditori locali e non pronti a subentrare in tempi brevi. Passa in secondo piano il derby col Trapani lunedì, quindi anche se la squadra che ha preso una posizione piuttosto netta sta lavorando in quella prospettiva. Anche i tifosi organizzati con una nota si sono schierati al fianco dei giocatori, evidenziando quello che viene definito totale disprezzo nei confronti dell'attuale società. Presa di posizione dura anche dell'amministrazione comunale, sinora sempre in silenzio. In una nota si rileva l'assenza totale di una comunicazione chiara e trasparente e come sia a rischio il patrimonio storico e simbolico della maglia e della città. Il sindaco ha dichiarato la propria disponibilità ad avviare tutte le interlocuzioni necessarie per un confronto finalizzato a creare le condizioni per ripristinare quel clima di serenità necessario non solo all'interno della squadra ma anche tra la tifoseria e la comunità. Ma il tempo stringe, la classifica è pesante e all'orizzonte oggi si vede solo il baratro. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione è per le 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.